Eder. Mac. Pallister. Nuove rilevanti novità emergono nel caso di Liliana Resinovic, la donna trovata priva di vita nel gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Secondo quanto riportato da fonti della trasmissione Chi l'ha visto, la frattura riscontrata alla vertebra T2 non sarebbe stata causata dal preparatore anatomico, come da lui ipotizzato inizialmente. La stessa fonte rivela che il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha rigettato la richiesta avanzata dagli avvocati di Sebastiano Visintin, marito della vittima, i quali chiedevano una nuova perizia medico-legale. Il GIP ha motivato il rigetto sostenendo che la frattura risultava già evidente nell'attacco dell'8 gennaio 2022, quindi prima dell'intervento sul corpo da parte del preparatore, avvenuto 3 giorni dopo. Nel frattempo, il giudice avrebbe accolto la richiesta della procura per procedere con una perizia in sede di incidente probatorio su vari reperti già acquisiti. Tra questi figurano gli abiti indossati da Liliana al momento del ritrovamento, alcuni coltelli sequestrati nell'abitazione di Visintin e anche un bracciale nero e celeste consegnato alle autorità dal fratello della vittima, Sergio Resinovic. La posizione dell'unico indagato, Sebastiano Visintin, si fa sempre più delicata. La procura di Trieste lo accusa formalmente di aver aggredito e ucciso la moglie il 14 dicembre 2021, lo stesso giorno della scomparsa. Secondo l'impianto accusatorio, l'omicidio sarebbe avvenuto nel parco dell'ex OP nei pressi di via Weiss, luogo dove il corpo è stato poi rinvenuto quasi un mese dopo, il 5 gennaio 2022. È stato fissato per l'8 luglio 2025 l'appuntamento cruciale con l'udienza dell'incidente probatorio, destinata a fornire nuovi elementi tecnici potenzialmente determinanti per l'indagine. Quindi, come previsto, Jack, lo squartatore poi denunciato dal fratello di Liliana Sergio, si è messo in mezzo o per mitomania o per fare un favore a qualcuno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.